Amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Eventi del Territorio e siamo a Maser, Sagra della Madonna della Salute, dal 4 al 21 novembre. Il nostro carissimo amico Claudio Reginato. Ben ritrovato Claudio, è un piacere averti qui. Ciao, anche per noi. Cosa ci racconti di una Sagra che anche quest'anno è partita alla grande perché vediamo tantissima gente? Sì, siamo fortunati, lavoriamo tantissimo per pubblicizzare questo evento, ma è come un rito ritornare a Madonna Salute, sia per la devozione alla Madonna, sia per venirci a trovare nel capannone. La nostra cucina, diciamo senza essere presuntuosi, è buona, quindi la gente viene per stare tranquilla, per mangiare e fare 4 chiacchiere in compagnia. Grazie intanto per questa opportunità che ci dà per far conoscere il paese, il nostro Maser. Questa sera siamo qui in una delle 4 frazioni di Maser, che è Madonna della Salute, la frazione pianeggiante ma con una bella vista colline, colli asolani. E si apre sì la stagione delle sagre, anche se qui a Maser ormai siamo alla 3ª sagra, perché già a settembre c'è stata quella della frazione di Coste, poi ad ottobre del capoluogo di Maser, ed ora siamo qui a Madonna della Salute per il patrono che festeggeremo il 21 di novembre. A proposito di mangiare, quali sono i piatti tipici? Lo sappiamo che te lo chiediamo ogni anno, ma ogni anno si aggiungono nuovi telespettatori. Ma io l'altro giorno guardavo un vecchio volantino del 98 e facevamo ancora, avevamo iniziato a fare quei piatti che tuttora riproponiamo. Quindi vuol dire che quando le cose funzionano bisogna mantenerle e andare avanti. E siamo confortati dalla gente che ci gratifica e ci dice l'ottima qualità e tutte queste cose, dai. Non voglio fare presuntuoso adesso. Ti dico sempre che tutti i comitati festeggiamenti, ne abbiamo tanti, insieme alla Proloco, sono il braccio operativo dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la promozione del territorio. Tantissimi volontari che lavorano tanto e con grande anche professionalità per far conoscere Maser, il nostro paesaggio e anche i nostri prodotti. Weekend intensi, quindi gratificante per un presidente avere dietro di sé, alle spalle, una squadra di volontari da ringraziare. Io quando parlo di queste cose certe volte mi commuovo, perché a vedere tante persone che ti danno una mano e quel cuore, quei 5 minuti che hanno, 10, mezza giornata, anche per dire guarda che non posso, per me, per noi è confortante e gratificante, perché si fa gruppo, si fa squadra, si fa paese, si fa famiglia, e allora andiamo avanti e spero di vedervi, anche chi non è mai stato. Passate, venite dentro e vedrete che un'ombra di vino, un qualcosa ci sarà sempre per voi. Maser dal settembre 2021 insieme a altri 24 comuni fa parte della riserva biosfera MAB UNESCO del Monte Grappa, che significa che l'UNESCO ha ritenuto questo territorio, che comprende ben 25 comuni, Maser si trova nell'area transition, quindi nella zona limite, territori in cui il connubio ambiente e uomo è da valorizzare e da conservare.
Quindi io invito davvero tutti a fare una visita a Maser, in questo momento qui a Madonna della Salute, dove troveranno non la semplice sagra con le costicine e salsicce, ma grandi specialità che promuovono i nostri prodotti che sono l'olio di Maser, una produzione di nicchia eccellente, la ciliegia e i nostri vini, oltre a un paesaggio bellissimo con i sentieri. Invito il 26 novembre ad un evento nuovo che è Olio in Villa. È una degustazione dell'olio novello guidata da sommelier proprio dell'olio, che verrà svolta presso la villa di Maser. Claudio, allora che dire, i saluti li hai già fatti, però salutiamo tutti invitandoli a venire veramente a questa sagra. Ormai ecco qui abbiamo anche Ciao. salutiamo tutti e diamo appuntamento per i prossimi 2 weekend qui a Maser. Va Sagra bene. della Madonna. Va bene, vi aspettiamo e grazie ancora. Ciao e buona serata, Ciao. ci vediamo alla prossima. Adesso con Claudio, perché lui me l'ha promesso, facciamo un giro delle cucine e vedremo tutti gli ottimi piatti che vengono preparati. Grazie mille Claudio. Ciao, grazie a te.